Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Donne allo Specchio, un'altra donna protagonista, una donna giovane che ha tante cose da raccontarci, in particolare di un'associazione che lei sta ancora presiedendo e presiede da tanto tempo. Sonia Manente, presidente dell'associazione Endometriosi Friuli Venezia Giulia. Buonasera e benvenuta. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito Alexis, grazie davvero. Da quanto tempo segui, cioè sei presidente dell'associazione? Perché ci conosciamo da un po' di anni. Sì, sì. E da tanto tempo, tu purtroppo questa malattia l'hai vissuta fin da ragazzina, sì. E quindi a un certo punto hai deciso di creare questa associazione. Esatto. Proprio per dare una mano a tutte le ragazze, a tutte le donne che soffrono, che sono tantissime, c'è un numero molto alto, vero, di donne che soffrono. Il 10% delle donne in età fertile, che comunque pare che sia anche superiore, perché diciamo se noi andiamo sui valori dell'Istat che partono dai 15 anni ai 49 anni, ma in effetti sarebbero 26.000, ma in effetti noi invece dovremmo partire dalla prima mestruazione e poi arrivare almeno a 54-55 anni, quindi il numero aumenta sicuramente. Tu come l'hai scoperto? Spieghiamo subito, perché magari ci sono donne che non sanno nemmeno magari di soffrirne, perché può capitare, no? Purtroppo io l'ho scoperto dopo più di 20 anni di mancata diagnosi, dopo 5 interventi, e quindi da lì per caso in un intervento X, non ginecologico ma naturalmente per questa appendicite che era da tantissimi anni che dovevano essere asportata, che non è mai stata asportata, hanno scoperto che c'era l'endometriosi, quindi questo è successo così. Però tu soffrivi dolori fortissimi? Dall'età di 12 anni e mezzo, da quando ho avuto la prima mestruazione. Dicono, nella letteratura si dice che si soffre già da prima, ma noi partiamo da qui. E mi ricordo i dolori mestruali che erano molto forti. A casa dicevano è un dolore femminile, quindi sopportalo. A scuola erano addirittura inorridite le insegnanti, cioè ti marginavano oltretutto, e succede purtroppo anche tuttora, il fatto che comunque una persona, una ragazzina, una bambina di 12 anni sta male, oppure addirittura è proprio piegata dai dolori, oppure addirittura una volta mi è capitato di vomitare in classe, mi sono sentita tanto sbagliata, tanto una brutta persona dal comportamento di quella professoressa, ero alle medie. Cioè ti è rimasto talmente impresso che non te lo riesci a dimenticare? No, assolutamente. E noi veniamo chiamati anche dalle ragazze e ci dicono dateci una mano, perché ho perso ad esempio un anno, ho perso 2 anni scolastici, perché non ci capiscono, non mi capiscono. E quindi questo golperò il dritto a parlarne dopo tanti anni di presidio dell'associazione e soprattutto di attenzione a queste ragazze. Infatti tu sensibilizzi anche nelle scuole, hai voluto sensibilizzare tantissimo. Sì. Tante ragazzine si sono poi rivolte a te proprio perché tu eri lì a scuola. Certo, eravamo noi a scuola, bisogna dire grazie anche ai volontari che ci seguono, che questa matta decide di andare sabati mattina invece di stare a riposare e andare nelle scuole e incontrare questi ragazzi. Dalle foto, come avrai notato, sono veramente schiere di ragazzi, vogliamo maschi e femmine, perché noi vogliamo che i maschi si avvicinino almeno al dolore mestruale. Capiamo che non possono, diciamo come dire, avvicinarsi all'endometriosi, ma al dolore mestruale sì, perché siamo ancora veramente un tabù. È più facile che si avvicinino a farsi un video ben vestite, belle, che parlare di ciclo mestruale, attenzione. E quindi questo è una cosa che facciamo volentieri e ribadisco, ci sono tantissimi volontari che magari a rotazione, anche somministrando i primi questionari in Italia somministrati per questa motivazione, collegati al ciclo mestruale con l'endometriosi, appunto alle ragazze giovani. Ci sono i professori, i docenti che ci seguono, che ci appoggiano, perché poi ci devono fare entrare negli istituti scolastici, vi parlo del pre-Covid, fino a febbraio 2020, però ci sono altri che decidono che non è
così che non importante, è importante. Esattamente. Portarla. Anche tu ti sei sentita non ascoltata, non capita da ragazza? Sì, ma anche tuttora. Anche tuttora? Anche tuttora, sì. Sembra che quando parli di questi argomenti sia tutto alla leggera, ma non solo di questi argomenti. E quindi viene tutto come un po' sminuito. E questo invece cogliamo l'occasione, Alexis, di dare questa informazione che le donne devono essere ascoltate molto di più, perché possono sembrare grintose, possono sembrare che quel dolore non lo ascoltino, invece quel dolore c'è anche se non si vede. E quindi sia il medico, sia le istituzioni, sia i giornalisti, è giusto che queste donne vengano ascoltate, proprio perché l'informazione anche di questo tipo può essere d'aiuto sicuramente. Sì. Ma ritornando alla tua storia, la tua salute e l'endometriosi ti ha messo in difficoltà anche in ambito lavorativo, anche in ambito nella vita privata? Come poi hai vissuto? Cioè tu mi hai subito diversi interventi, mi hai detto, sì. Però questo significa anche essere fuori dal lavoro, cioè non poter lavorare, insomma tante difficoltà. Sì, perché poi non c'è solo l'endometriosi, ci sono anche malattie correlate o effetti anche degli stessi farmaci, attenzione. E quindi questo nessuno ne parla, perché l'effetto che può dare la pillola sono effetti molto importanti, non a tutti assolutamente, ma sono effetti importanti, ma non solo la pillola, altri farmaci che vengono somministrate, malattie correlate che escono nel percorso di una persona. E a te è capitato? Mi è capitato, sì, mi è capitato, non solo a me, purtroppo a tantissime altre donne, e infatti è un argomento che noi portiamo avanti anche attraverso i nostri questionari. Quante malattie correlate hai l'endometriosi o l'endometriosi è correlata ad altre malattie? E quali sono i sintomi che tu senti e che ascolti e che ti possono creare delle problematiche? Per una donna che è a casa adesso e sta attenta ad ascoltarti, prova anche a spiegare quello che hai avuto tu. Cioè, nel senso, prova a far capire le conseguenze, gli effetti che hai avuto tu, non dico tutti, ma qualcosa, proprio per far capire alla donna che è all'ascolto quello che può accadere. Diciamo che inizialmente, Alexis, sono il dolore mestruale per quanto mi riguarda. Sappiamo che il 17% ha invece questa malattia asintomatica. Partiamo dal dolore mestruale. I dolori mestruali sono molto forti, cioè ti piegano in due, cioè della serie... cioè non ne vuoi più, anche tutti gli antinfiammatori, gli antidolorifici che prendi, che poi hanno effetti collaterali, non hanno effetto. Quindi tu cosa devi fare? Devi far fronte e cercare dentro di te la tua energia, perché il mondo ti mette da parte e quindi tu non riesci a lavorare, tu non riesci ad avere una vita privata, non riesci ad andare alle feste, non riesci a fare sport. A me che piace andare in bicicletta, a me piace tanto andare a piedi, però lo devi fare nei momenti in cui ti senti bene. Ma faccio l'appello che dicevi tu, questi dolori non li abbiamo proprio sempre, ma nei momenti in cui non hai il dolore, prendi, vestiti e vai ed esci all'aria aperta. Questa è una cosa importantissima, perché l'aria aperta ti rende lucida la mente, ti fa stare meglio, ti rende più consapevole, è vero sì, ma ti aiuta ad avere più energia. E quindi vai dentro di te e vai a cercare la tua energia, che è necessario che esca, proprio per il fatto che se non ci sei tu, non c'è nessuno. Se non ci sono io, non c'è nessuno. E solo con te stessa puoi tirare fuori e puoi andare avanti. Quindi un grande lavoro psicologico hai fatto con te stessa? Sì, lo sto facendo tuttora. Dei momenti sì, come mi hai sentito no, e dei momenti no, come mi hai sentito tu. Ecco, e che però insomma riesci a superarli, a sorridere. Sì, cerco. E a dare supporto ad altre donne, perché altre donne... Cerco anche questo. Ti chiedono aiuto. Sì.
Ci sono dei momenti in cui non riesci a dare aiuto, non so come fanno altre persone. Io delle volte negli ultimi 2 anni, come dire, faccio un po' di fatica, ma mi vesto, vado fuori e vado all'aria aperta. E sei bellissima, Grazie. posso dirti, sei proprio bella. Quindi Grazie. hai fatto bene a metterti così, uscire. Ecco, è una malattia che tu hai superato o no? Cioè non si riesce a superare, non si riesce a curare, non si riesce a... cioè si convive alla fine con questa malattia. Ma io dico sempre, donne, ragazze, col ciclo mestruale bisogna convivere. Ci sono dei farmaci che possono comunque farti stare meglio, però la malattia comunque è una malattia cronica. È una malattia che si somma ad altre malattie croniche, quindi è una malattia con cui devi convivere. Se vivi meglio, meglio, ma sta anche a te viverci meglio, insomma. Si dipende anche tanto dalla testa, da come... Sì, come la malattia comunque è un qualcosa che è l'aspetto psicologico, la mente, dobbiamo sempre fare affidamento alla mente e nel caso farci aiutare da percorsi psicologici con dei professionisti, perché noi come associazione è vero che possiamo dare un supporto, ma il professionista fa il professionista. Certo. E va sicuramente, punta ad alcuni aspetti che l'associazione non riesce. Noi non siamo il factotum di tutto, assolutamente no. Noi diamo delle vie per avere una diagnosi precoce, ascoltando le persone ed avviando queste donne da questi medici e da questi professionisti. E poi ci siamo noi, con una camminata, con queste anche diciamo maratone telefoniche, questi webinar che noi con il Covid abbiamo imparato a creare, e quindi per dare supporto alle persone che nel caso possono sempre andare in questi social e comunque vederci e comunque cogliere delle informazioni. Certo. Nello specchio, quando tu ti guardi, che donna vedi oggi, Sonia? Ma vedo una donna che ha faticato molto. E lo sai che questa domanda mi commuove perché sono in un altro momento difficile della mia vita. E quindi una donna che ha faticato tanto e ha raggiunto tanti traguardi, leggi, siamo state chiamate sia a livello regionale, a livello professionale, a livello nazionale al Senato, però la Sonia in questo momento è anche un po' stanca e quindi mi auguro, e sicuramente Dio ci sarà vicino in questo senso, sicuramente certe donne mi staranno vicino, perché così riuscirò a riprendere quello che ero, perché ero, dai, un bel impasto. Però io invece, se fossi stata in te, sì. Avrei detto, mi guardo allo specchio e mi vedo più bella, perché è così. Questo è vero, mi trovo anch'io più bella, ecco, è vero, perché è me lo dicono ed è vero, mi sono vista in questo momento difficile, è vero, mi vedo più bella, non so come cavolo ho fatto. Sonia, complimenti per tutto quello che hai fatto e stai facendo. Grazie. Grazie per essere stata qua. Grazie davvero. E vedrai che andrà tutto bene. Grazie di cuore. Ok. Grazie. Grazie Sonia e noi ci vediamo alla prossima puntata di Donna allo Specchio.